raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, Ski Challenge del 2014 ragazzi, prima gara di gruppo comandiana, sono strafelice ragazzi, voglio fare 1 miliardo di ste gare, porca puttanona. Ok, allora, qua come siamo messi? Ho provato a fare una garetta proprio con l'impostazione a principianti, siamo quindicesimi, quindi messi molto molto bene. Qua Bigheddo domina, cazzo, anche Marco Ba, che saluto, che mi ha consigliato il gioco, grande. E qua se la giocano, qua ragazzi, cioè, ecco, fino a Vitto Cava ci sono, gli altri sono un attimino più indietro, però bene, siamo in 16, perfettus. Comendone quindicesimo, bene, insieme al mio grande amicone Nico Bellic, grande Nico. Adesso mi sparo un po' di gare da solo e poi quando ho un tempo un po' più decente andiamo in registrazione per tentare Ragazzi, il classifica in tempo reale. Il Comendone adesso è al 12° posto con 2,26 che sporo. Cioè, comunque è un massacro, 13 secondi dal primo. Insomma, che cazzo si è messo in culo, veramente un turbo. E niente, allora adesso vediamo di cambiare un po' la configurazione. Raga, piccolo aggiornamento ancora, siamo saliti in 11ª posizione, ma aspetta, vediamo un attimo meglio nel dettaglio. Ok, Big Edo sempre in testa, Marco va secondo e The Bex, grande The Bex, terzo. Noi siamo 11ª a 2,22, quindi insomma abbiamo fatto, almeno siamo un po' in vantaggio rispetto alle posizioni diciamo un po' più basse. Però ragazzi, sto cercando di trovare il setup corretto, ma fioi, cioè. Io però, allora, Bigheddo, Marco, Bex, cioè io voglio consigli qua, anche Vito, Tombone Battuti, fioi, Denamasto, come non, perché se no. Comunque ragazzi, questa serie la voglio chiamare, non so, tipo non so, con la Coppa del Mondo Cumendiana. Io veramente, cioè io spero che in questo gioco qua ci sia la possibilità di avere che più piste, di sempre in continuo aggiornamento, perché è veramente una figata. Poi io chiamo lo sci, cioè ciao proprio, ciao proprio. Quindi bene, adesso provo un setup, proviamo a fare una gara insieme. Proviamo ragazzi, setup un po' pazzo, Vediamo, vai. Vai, come vola, cazzo. Poi vediamo che questo sarà il 10°, penso. Vai Comendone, tira fuori il massimo, vai Cube, vai. Anibus, ciao vecchio mio, saluto anche lui. Siamo là, per il momento siamo là. Vai Comendone, tira fuori il massimo. Siamo proprio pari, siamo proprio tutti là, Sì, tutti, io e lui, vabbè, insomma, questa è la tensione comendiana, gran salto qua del venezianone. Riesco comendiano, supera bene questa parte, dai. Qua l'ho presa malissimo, infatti c'era il sorpasso sicuro. Purtroppo quando prendi la linea sbagliata, ciao. Qua ha sbagliato anche lui, però, qua ha sbagliato anche lui. C'è margine, ragazzi, c'è margine. I love you Kume, I love you Kume, I love you Kume. Mi piacerebbe arrivare tra i primi, cazzo. E possiamo fare anche il medagliere, no, ovviamente troppe cose, cioè. C'era anche un gioco di nicchia, ma chi se ne frega, una figata. Cioè, questi sono i giochi belli a giocare insieme, quanto godo. Ecco, però quando sbaglio no. Che rischio, qua l'ho presa, però qua l'ho presa meglio, meno male. E c'è margine, ragazzi. C'è comunque margine, perché non ho scelto benissimo. Però questo è un setup anche aggressivo, Questo è un setup bello aggressivo. Ma piano piano si sale, ragazzi. Sotto questa luna è bello trovare la 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 la. Scusate, veramente oggi sono ispirato. E forse andiamo a migliorare ancora il nostro. Sono 2,13, però è umanamente impossibile, 2,20. Stiamo migliorando, però. E c'è margine. 10° posto tra i primi 10, top 10. C'ho 7 secondi puri. I classici 7 secondi puri. Come cazzo? Riproviamo ancora con sto setup. Vai. Vai, Kume.
Siamo venuti fin qua per vedere dominare il Kumendano. Peccato che non te il parziale del primo, però, cacchius. Per il momento gara tranquilla, nel senso in vantaggio lui, però siamo là. Oh, Jimmy Annelli, ciao bello mio. E qua deve partire il Kumendone a bomba. Qua parte il Kumendone a bomba. Occhio, quanto è brutto sto punto. Questi saltini qua, queste gobbette kumendiane. Siamo proprio là, siamo proprio là. Bella, questa l'ho presa alla grande. Questa l'ho presa bene, ragazzi. Questa di merda, ma porca, sono caduto! Attenzione, incidente kumendiano. Vabbè, ragazzi. Adesso questa sera la voglio fare così, quindi registro, dopo gioco da solo. Ho fatto un buon tempo, con tanto margine, devo solo un po' migliorare. A più tardi, fioi. Perché mancano circa 2 orette, ragazzi. Siamo al 6° posto, cazzo. 6° posto kummendiano Big, perché ormai è così. Che mi ha anche consigliato, insomma, mi ha spiegato praticamente che proprio la cosa più importante in questo gioco è trovare il percorso perfetto, nel senso non puoi permetterti nessun errore. Siamo al 6° posto, molto bene. E ragazzi, ho pronto. Allora, io pensavo di fare 10 gare, intanto proprio in questa prima stagione, fare magari, sono 4, adesso non mi ricordo, e fare le gare normali, insomma, perché comunque sono le più belle, quelle a tempo, a mio parere, sono quelle più reali. E fare medagliere più classifica punti, che se devo creare i punti, tipo il primo 10 punti, 9, 8, 7, i primi 10 comunque. Adesso io volevo vedere, si può vedere il mio, non si può, ecco. Vediamo il mio coso, la mia sciata. Eccoci qua, ragazzi, andiamo a vedere, questo fa schifo. Questo è il mio miglior tempo per il momento, ragazzi. È molto dura, veramente dura, manca mezz'oretta, adesso mi devo sparare l'ultima mezz'ora clamorosa. Adesso ho aggiunto anche il bode, vediamo. Ecco, ragazzi, una cosa. Mandatemi, chi vuole entrare nel gruppo, mi deve scrivere il nickname sotto questo video, così faccio prendere tipo mezzi su Facebook, mezzi su YouTube, mezzi sul vaffanculo, non capisco niente, quindi sotto questo video aspetto altri nickname per fare stagioni devastanti, ragazzi. Sono stragasato, questo gioco è bellissimo, ragazzi, e tutto. Qua, raga, ho tentato di fare l'impossibile, però fioi, cioè, ecco, io ho problemi soprattutto, beh, qua questa cosa l'ho presa abbastanza di merda, però ho problemi proprio alla fine, nel punto più difficile, là proprio, l'è dura, la. Il percorso kumendiano. Speriamo di tirare il 6° posto e portare un po' di punticini, però ragazzi, The Big Fioi è veramente un grande. Allora, ti saluto e ti ringrazio che mi hai risposto su Facebook. Purtroppo non è facile, nel senso io provo anche a mantenere la linea ideale, però Fioi è dura. I consigli che mi ha dato a me, che posso dare anche a voi, di cercare di saltare il meno possibile, come si dice, di prendere il culo proprio nella maniera perfetta. Cioè, so che è scontato, però non ci sono tante altre alternative. Cioè, di puntare molto sulle cose, sulla sciolina in una gara così e niente. E ho fatto tante sbavature, quindi ho ancora tanto margine di miglioramento, però questo ultimo settore qua è veramente impestato. Cioè, ragazzi, questa è la parte finale. Però devono mettere anche altre discipline, cazzo, cioè almeno Super G, lo slalom, magari non impossibile come su Alpine, però questo gioco è veramente bello, Eccolo qua, il tempaccio kumendiano e vai! Ok, raga, adesso mi sparo l'ultima mezz'ora e ragazzi, proviamo gli ultimi 10 minuti, anzi 9 minuti, proviamo l'attacco al record, ragazzi. Siamo ancora sesti per il momento e questo big, ragazzi. Biggedo, se non ho ben capito come si pronuncia, scusami vecchio mio, ma veramente è incredibile. Cioè, è una forza della natura questo. Prende le linee perfette, soprattutto alla fine, ragazzi, che è veramente il punto più difficile. Non è che ti giochi il tempo. Quindi qua, per bene o male, sono ancora, insomma, abbastanza vicino.
Bravo come dai. Quanto sarebbe bello in diretta arrivare almeno terzo, cazzo. Prendere la bronze medal. Siamo vicinissimi. Ma purtroppo è la seconda parte dove domina. Qua erroraccio. Erroraccio comendiano. Vabbè, carica, dai, dai, dai. Dai, relax. Che bella. Ultimamente stiamo giocando insieme, una cosa stupenda. Abbiamo trovato finalmente un gioco gratuito che possiamo giocare in due. Cioè in due, in più giocatori. E ci divertiamo. C'è anche il Bode che sta giocando. No, ma Dio santo, calma. Sto tentando il tutto per tutto, chiaramente. Ormai mancano pochi minuti alla fine di questa prima gara della stagione. Per questa prima stagione ce ne spariamo 10. 5 con tentativi infiniti e 5 con invece solo 10 tentativi. Quindi quelle saranno veramente dure. Se devo studiarmi bene le gare da fare. Ma come no, dai. Sarebbe bello avere i primi tre, però anche Marco e Bex sono veramente, veramente forti. Magari ci beffa tutti il bot e arriva primo lui. Purtroppo sono ancora lontano dai primi 3 secondi, sono veramente tanti. Sto sbagliando qua. Ah, come. Poi quando registri è anche più difficile per commentare, chiaramente. Avevo poco indicato per questo gioco, il commento purtroppo. Vedi da qua, ecco, da qua di solito prende un super vantaggio. Infatti, eccolo qua. Ragazzi, aspetta, che bello il timer. Mancano 5 minuti. 5 minuti con il... e ce li possiamo sparare tutti insieme. Siamo 1 secondo e 8. Sarebbe bello migliorare ancora la posizione. Qua arrivano i veri problemi. Ecco, a questo punto qua, cioè quel punto di prima è questo. No, mi refo una cappella. Vaffanculo, va obesoide. Cioè, bene o male, fino alla... Sono a 1 secondo e 8, insomma, nel senso, sto giocando veramente da 2 giorni. Va anche bene. C'è margine, cazzo, almeno per arrivare al podio c'è margine. Che manca poco ormai. E mi devo allenare al massimo, fioi. Dai, Cube. 3 minuti e 58, ragazzi. Mai stato così vicino. No. Finora il miglior tempo è sempre quello che abbiamo visto prima. Mai stato così vicino. Mai stato così vicino. Siamo là contro il Big, il numero 1 che vuole vincere la prima gara della stagione come indiana. Va a farti un mettere in culo. Che fastidio, che fastidio. Scusate ragazzi per questo sfogo come indiano. Ecco, va a cagare. 3 minuti. Sto tentando il tutto per tutto. Dai, come almeno cerchiamo di guadagnare qualche altra posizione. Ragazzi, sto gioco è fantastico. Basta o niente, sei fuori. Questa prima gara come indiana. La seconda penso... ce la possiamo sparare in realtà anche subito. Ce la spariamo già domani. Anzi no, beh, sabato no. Che domenica è una giornata un po' così, insomma. Magari domenica sera. Però sono le vacanze adesso. No, qua ho proprio sbagliato completamente. No, a sto punto riavviamo. Non c'è più tempo, ragazzi. Ultimo tentativo, ragazzi. Ultimo tentativo come indiano. Purtroppo è l'ultimo tentativo e non siamo... Come non ha cominciato benissimo, purtroppo. Ma parecchi errori, no. Vai.
Relax come indiano. Ormai ragazzi ho fatto talmente tante volte che sono distrutto. Mi ha stancato più di un allenamento a calcio o non so cosa. Bravo Kume. Dai, almeno cazzo guadagnare qualche posizione. Prima ero a 55 millesimi, Dio santo. Peccatus. Qua siamo molto più indietro. Mamma mia che rischio. Dai, come non sarebbe bello fare una seconda parte devastante. Siamo distanti però. Sta un po' sbavatura. Però siamo comunque vicini. Nella prima parte non sfiguriamo. Dai vecchio, dai. Meno di un minuto ragazzi. Meno di un minuto. Niente, adesso, ecco, vedi da qua, comincio a perdere. Cioè, che cazzo si è messo un turbo? Sei un fenomeno, carca troia. E da quel momento si è messo un turbo. Non siamo lontanissimi comunque. Questa è la mia curva proprio, non riesco proprio a farla, ragazzi, un consiglio su quella cazzo di curva. La curva finale è impossibile, vediamo se riusciamo a migliorare un po' la posizione. Dai Kume. Vai, tira cannone adesso, tira cannone. Il tempo è scaduto nel mio miglior tempo. No, mi miglioravo sicuramente, va a cagare, vabbè. Finita ragazzi. Allora, classifica finale della prima tappa in Val Gardena. Allora, Biggeddo, Biggeddus, The Big, insomma, il primo classificato è lui, e con 2 minuti 13 secondi e 449. Poi Marco Ba e El Mayor 88, The Backs. Ok, quindi oro, argento e bronzo. Poi vado a 88, Vitto Cava 99, il Cumedore sesto, Tombone, Magri e via via tutti gli altri. Grandissimi ragazzi, 20. Il Bode dov'è? Il Bode 16esimo, ha chiuso al 16esimo posto. Grandissimo Bode, è da 10 minuti. Ha giocato 10 minuti ed è già 16esimo. Grande Bode, non prende punti perché prendono punti solo i primi 10, ma questo lo spieghiamo dopo quando vado nella sezione Albo d'Oro. Ragazzi, è stata meravigliosa questa prima gara, la seconda penso domenica. Vediamo di fare magari Val Gardena 2 ore 10 tentativi, quindi un qualcosa di un po' più difficile. Vai Kume. Allora ragazzi, vai di medagliere, classifica e calendario kumendiano per questa prima stagione con Ski Challenge 14. Allora, El Big, complimenti oro, veramente un grande, veramente un grande. Poi Marco Ba, che saluto, che mi ha consigliato il gioco, un argento, e The Bex, grande The Bex, grazie per il video e grazie per la recensione, un bronzo. Quindi loro sono i primi a prendere medaglie nel medagliere. Poi classifica i primi 10, El Big 25, El Marco Ba 18, The Bex 15, Valo 88 12, il Vitto Cava 99 10, il Cumendone 8, Tombone 6, Magri 92 4, Tombaschi 2 e Giova 98 98 1. Questo è il calendario ragazzi. Allora, questa per la prima stagione sono 10 gare strutturate così. Allora, la prima aveva il Gardena, 1000 tentativi, volini infiniti e neve. Poi la seconda domenica pomeriggio 5 tentativi solo e sole. Poi Beaver Creek lo stesso, sole e neve, 5 tentativi infiniti, così via a Bormio, lo stesso a Wengen, e poi le ultime 2 gare, le finali, Val Gardena e Beaver Creek. Ho scelto queste due perché sono le prime due, insomma, proprio perché questa è la prima stagione, è un attimo per imparare il gioco, un tentativo solo e neve. E nella prossima stagione ci sarà anche Sochi, Kitzbühel e Garmisch. Questo è lo schema. Spero veramente in una uscita positiva di questa serie, perché insomma è una serie interattiva dove possiamo giocare insieme. Il gioco è veramente carino e niente ragazzi, sono contento, ringrazio tutti, aspetto sotto il video
dei commenti con nuovi giocatori, quindi con il vostro nickname. E niente raga, vado perché quando commento, ragazzi, sono preso così, la classica tosse nervosa comendiana, e quindi faccio proprio fatica a parlare e a formulare frasi di senso compiuto. Quello è lo stesso, però oggi ancora di più. Va buon raga, grazie a tutti, siete stati splendidi come sempre, siete dei comendiani meravigliosi veramente, cioè non ho parole, mi sono divertito perché anche solo pensare, insomma, giochiamo insieme, quindi c'è competizione anche, però comunque magari su Facebook, consigli, robe veramente veramente bello. Quindi speriamo bene e chiaramente spero di vincere magari almeno un bronzetto, dai, un bronzetto al Comendone, sinceramente. Ci può stare, dai, anche se comunque siete forti, perché ho visto dei tempi, anche Bex, il Marco, insomma i primi tre hanno fatto veramente tre tempi molto molto importanti. Ok, raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.